Tribunale del riesame conferma il sequestro di 49 milioni di euro alla Lega. Sono tranquillo, andiamo avanti, dice Salvini. Zaia, sbigottiti, si vuole distruggere un partito, ma questo ci dà la carica. Da re, sentenza politica. Il dietrofront del governo sulla vicenda vaccini e l'ira del coordinamento regionale per la libertà delle vaccinazioni. Dopo le dichiarazioni del ministro della Sanità ce lo aspettavamo. Attacco al Movimento 5 Stelle. Pronti a cedere le quote della società al Ministero dell'Interno, la risposta del numero 1 della società che gestisce il centro di accoglienza di Treviso dopo la revoca di bandi e gare imposta dal Viminale. Sono accusati di aver spacciato a lungo la droga anche ai minorenni nelle vicinanze dell'albergo che li ospitava. 7 migranti a processo a Vicenza. Il dramma di Genova sarà nei nostri cuori un monito indelebile e angoscioso. Parla per la prima volta Gilberto Benetton, numero 1 di Atlantia, che controlla autostrade a 3 settimane dal crollo del Ponte Morandi. Presentato in questura a Padova il taser, lo storditore elettrico che da oggi diventa strumento per gli agenti di polizia. 10 sono addestrati all'utilizzo. Lutto nel mondo della musica, è scomparso a Padova il maestro Claudio Scimone, aveva creato l'orchestra dei solisti veneti. Buonasera, buonasera e ben ritrovati in diretta con l'informazione di Antena 3, questo è il telegiornale del Veneto e cominciamo dunque dal sequestro confermato per quanto concerne i 49 milioni di euro contestati alla Lega Nord. Riguarda il passato, sono tranquillo, così il commento a caldo questa mattina del vice premier Matteo Salvini che liquida la sentenza. Il segretario da re è una sentenza politica, andiamo avanti e prepara la festa regionale. Guardi, è una vicenda del passato, spero che la Procura di Genova impegni il suo tempo sul disastro dell'autostrada. Sono assolutamente tranquillo, passo il mio tempo lavorando, stiamo passando notte e giorno per aumentare le espulsioni e allontanare migliaia di indesiderati ospiti da questo Paese. È così che reagisce a caldo il leader del Carroccio, Matteo Salvini. La sentenza c'è, un macigno di 49 milioni che si abbatte sulle casse della forza di governo, ma lui non si sposta. Non mi turba minimamente, è un processo che riguarda fatti di 8, 9, 10, 11 anni fa, i processi alla storia non mi affascinano, se vogliono toglierci tutto, ci tolgano tutto, noi faremo politica tranquillamente, abbiamo gli italiani con noi. La Lega andrà avanti per la sua strada, probabilmente cambierà il codice fiscale, il nome rimane quello e noi andiamo avanti. Questa è una sentenza politica di un magistrato politico e noi continuiamo, d'altra parte è una sentenza contro Matteo Salvini e la forza della Lega che ha in questo momento. Nuovo statuto, soggetto politico e codice fiscale. Da re conferma quanto aveva anticipato proprio ai nostri microfoni nei giorni scorsi. Il nome non cambia, come ribadito dal vice premier. C'era una legge a stabilire il dovuto come corrispettivo dei voti ricevuti tra il 2008 e il 2010. Se nella rendicontazione qualcuno ha sbagliato e il riferimento è a Belsito, Bossi e gli altri, paghino loro. Casomai la parte lesa doveva essere quella di Matteo Salvini nei confronti di chi aveva mal gestito il partito prima. Non lo si è fatto proprio per una riconoscenza politica ad Umberto Bossi, il padre fondatore. Intanto tutto confermato anche per la festa regionale che torna a Treviso per metà ottobre. Sabato e domenica invece inizierà da Roma la petizione popolare per sostenere l'azione del ministro dell'Interno indagato per sequestro dei migranti. Una decisione che lascia sbigottiti, si vuol portare all'estinzione un partito semplicemente sulla base di un'ipotesi accusatoria tutta da dimostrare. C'è in ballo la democrazia e siamo più motivati di prima ad andare avanti, nessuno ci fermerà. Così il presidente del Veneto Luca Zaia, che esprime il suo totale dissenso rispetto alla decisione del Tribunale del riesame di Genova sulla vicenda dei fondi della Lega. Si vorrebbe applicare la legge con un approccio incredibilmente restrittivo, abbiamo tutti i fondi bloccati sulla base di una semplice ipotesi, è molto di più di prudenza verso una presunta parte lesa. Andiamo avanti comunque, ribadisce il governatore, forti del consenso della gente che ha capito che non c'è una banda Bassotti ma una nuova Lega che sta governando bene con Matteo Salvini e che non ha nulla a che vedere con il passato. E ancora il governatore Luca Zaia sulla vicenda vaccini, aspettiamo la legge di stabilità in una fase transitoria, così il governatore non solo sul tema vaccini ma anche sulla polemica che ha investito gli industriali negli ultimi giorni, che si sono detti per voce del leader Matteo Zoppas pronti a scendere in piazza.
Governo Lega Movimento 5 Stelle mai come in questo periodo nel mirino e non solo delle opposizioni. Che si tratti di vaccinazioni o di misure economiche, le scelte dell'esecutivo Conte non mancano di suscitare reazioni anche forti. È il caso degli industriali veneti che per bocca del loro presidente Matteo Zoppas si dicono pronti a scendere in piazza contro le politiche o i mancati provvedimenti a favore delle imprese, uno su tutti il decreto dignità. Ma il governatore Zaia invita a fare le valutazioni sull'operato del governo guardando i fatti. Rispondo con le parole del Presidente Boccia, che ha assolutamente sottolineato ad esempio le dichiarazioni del Vice Premier e il Ministro Salvini, che ha parlato appunto di nuova finanziaria, quindi nuova legge di stabilità e di attenzione al mondo delle imprese. Poi tutti i governi vengono valutati sul campo e dai fatti. Oggi siamo ancora in una fase preventiva, direi di attendere, anche perché poi la legge di stabilità darà anche, come si può dire, la direzione rispetto alle scelte che il governo farà per le imprese e per i cittadini. Altro tema caldo di questi giorni, quello delle vaccinazioni nella settimana che accompagna la ripresa delle elezioni. Ieri il retromarcia del governo, cancellato l'emendamento che dava il via libera anche ai bimbi Novax negli istituti italiani e reintrodotta l'obbligatorietà della profilassi, autocertificazioni sufficienti ma con una scadenza, quella del 10 marzo. Sui vaccini dobbiamo dare certezza alle famiglie, per questo è intervenuto un nuovo emendamento che assorbe quello precedente ed estende il regime individuato come transitorio per consentire l'avviamento dell'anno scolastico, spiega il Premier Conte, che poi aggiunge: la materia richiede un intervento di sistema sul quale stiamo lavorando. Il governo ha scelto ovviamente di verificare le autocertificazioni e questo è un diritto che il governo giustamente ha esercitato. E sentiamo dunque, a proposito di questo dietrofront sul tema vaccinazioni, il coordinamento regionale Veneto per la libertà delle vaccinazioni che attacca il Movimento 5 Stelle. Non è per nulla stupito il presidente del coordinamento regionale Veneto per la libertà delle vaccinazioni, il dietrofront del governo che con un emendamento ha di fatto annullato quanto votato in Senato nel milleproroghe, cioè lo slittamento di un anno per l'allontanamento da scuola dei bambini non vaccinati, non è stato un fulmine a ciel sereno. Realmente noi ci aspettavamo questa cosa, specialmente dopo la dichiarazione del ministro attuale della sanità, ci aspettavamo che il Movimento 5 Stelle si comportasse così. Un presentimento che alla fine si è tramutato in una realtà che ad ogni buon conto pare non abbia trovato impreparate le famiglie a favore della libertà vaccinale. Abbiamo detto loro di pensare alle alternative più classiche, babysitter, nonni, associazioni dedicate all'assistenza dei più piccini, spiega Donolato, che però aggiunge: speravano, purtroppo in Italia si spera spesso, è grave questo, speravano nelle promesse del Movimento 5 Stelle e della Lega. Il Movimento 5 Stelle ha tirato bidonate. Severo l'attacco al Movimento 5 Stelle, nei confronti del quale la fiducia di Corvelva vacilla anche in vista del deposito delle firme, 75.000 quelle raccolte in pochissimi mesi a sostegno di un progetto di legge di iniziativa popolare a sostegno della libertà vaccinale per l'abrogazione della legge Lorenzin. Dobbiamo consegnarle, sarà questione verso fine mese che andiamo a consegnarle agli uffici preposti e poi sicuramente in base a quello che aveva promesso sempre i 5 Stelle, che qualunque legge di iniziativa popolare verrà discussa, penso che sarà uno sforzo che abbiamo fatto per nulla e farà la stessa fine delle altre leggi di iniziativa popolare che non sono mai stati presi in considerazione. Ringraziamo sempre i 5 Stelle. Pronti a cedere le quote della società al Ministero dell'Interno? È la risposta del numero 1 della società che gestisce i centri di accoglienza migranti a Treviso e Oderzo e che ha vinto, lo sapete, il bando anche per Cona, bando ora sospeso che resta nelle mani della società ed ecco sulla quale tra l'altro sapete si sta indagando. Parole che arrivano quindi dopo la revoca di questi bandi. Non è una sola provocazione, dice Marinese. Sulla proposta di girare le quote della mia azienda a costo zero all'ente pubblico che mi verrà indicato per continuare nel percorso già tracciato. All'interno della nostra azienda ci sono professionalità importanti, quindi riteniamo che possano essere al servizio dell'interesse pubblico senza trovare un compromesso su quelli che sono i servizi. Mittente della proposta, la società che gestisce le strutture di accoglienza dell'ex caserma Serena a Treviso, dell'ex caserma Zanusso a Oderzo e che ha vinto il bando per la gestione dell'hub di Cona. Destinatario il Viminale. È la risposta chiara alla lettera indirizzata ai prefetti dal Ministero dell'Interno, cioè la revoca di affidamenti e gare per i centri di accoglienza straordinaria.
Siamo stanchi, dice Marinesi, di essere accostati a mondi grigi e di sentir parlare di business dell'immigrazione. È l'ora che sia lo Stato a gestire l'azienda, ma nessun intento polemico. Secondo me il Ministro ha ragione, il nuovo decreto sicurezza che gli ho visto decantare, in molte parti mi trovo d'accordo. Io non ho la tessera di un partito né dell'altro, io sono un tecnico, ritengo che la sua volontà di gestire l'accoglienza a costi certi si possa fare, a costi bassi si possa fare e si possa fare bene, pertanto avrei piacere di poter mettere a disposizione la realtà da noi creata, le professionalità in essa contenuti di un interesse pubblico, quindi eliminando ogni e qualsivoglia polemica. Tagliare i costi? Si può, ma serve l'esperienza di chi sul campo sa come muoversi. La nostra realtà già gestisce da anni a 27,85 € decurtati del pocket money, 25 euro, alcune strutture, tra cui la caserma Serena di Treviso. Non si è mai fatto un compromesso sui servizi. Noi riteniamo che il Ministro dell'Interno abbia ragione, che si possa fare accoglienza a 25 euro, che quindi noi l'abbiamo sempre fatta, vorremmo continuare a farla. Vedremo dunque. Intanto avrebbero spacciato droga ai giovani di Montegalda e così ora 7 profughi dovranno risponderne in tribunale. Montegalda avrebbero spacciato droga ai ragazzini del paese. Per mesi 7 profughi, dopo aver acquistato marijuana e cocaina a Campomarzo, l'avrebbero poi rivenduta in paese, in piazza, davanti al municipio e all'albergo dove erano ospiti come richiedenti asilo. Era stato il sindaco, dopo aver verificato i movimenti sospetti vicino all'hotel, a lanciare l'allarme ai carabinieri, e i militari, dopo mesi di appostamenti, avrebbero registrato addirittura un centinaio di episodi di spaccio, denunciando 7 giovani africani. Ora l'albergo, che dava ospitalità a una ventina di migranti, è stato chiuso e 7 profughi, un gambiano e 6 nigeriani, dovranno rispondere di spaccio di droga aggravato dal fatto di aver ceduto sostanze a minorenni. E poi, restando sempre a Vicenza, sapete dei migranti della Diciotti, dalla giornata di ieri almeno una cinquantina di questi si è resa irreperibile. Alcuni dovevano essere ospitati, lo ricorderete, per volere del Vescovo Pizzol proprio a Vicenza. Il Monsignore ora ai nostri microfoni spiega che però i profughi si possono anche aiutare a casa loro. Ma io sono per una visione duale dei problemi e non dualistici, mi spiego. Dualistici vuol dire o le aiutiamo in Europa o le aiutiamo in Africa. Per me duale vuol dire e. Contemporaneamente lo stiamo facendo anche noi, cioè noi abbiamo delle missioni in cui impegniamo centinaia e migliaia di euro anche per la promozione umana, certo anche per l'evangelizzazione, per la costruzione di una chiesa, un oratorio, ma cerchiamo di fare scuole, possibilmente scuole professionali, cioè dare anche la possibilità di arrivare a un lavoro in modo competente, orti. Ho presente un nostro sacerdote che sta educando le persone e noi l'ultima volta che sono andato giù ho portato chili di sementi che va anche oltre quello che hanno lì, quindi pomodoro, sedano, salata, radicchio, no? Perché possono avere anche una nutrizione un attimo più ricca rispetto a quella così monotona che hanno spesso. Ora a Venezia, la banda di serbi croati che nel gennaio scorso ha rubato alcuni preziosi della collezione Altani a Palazzo Ducale a Venezia durante la mostra Tesori di Mogul e dei Maharaja, ricorderete, sarebbe composta da almeno 6 persone, oltre la Talpa, che avrebbe aiutato i ladri lasciando aperta la teca dei gioielli. Secondo quanto accertato dalla squadra mobile, che conoscerebbe esattamente l'identità della banda, dopo la clamorosa azione in piazza San Marco, i banditi sono immediatamente fuggiti all'estero. Si tratterebbe di un gruppo di malviventi altamente specializzati in colpi di questo tipo, che avrebbe già agito in passato in Italia e all'estero. Sperimentazione partita e presentato oggi a Padova il taser in questura, 10 gli agenti addestrati nell'utilizzo della pistola elettrica.
Eccolo in funzione uno dei 2 dispositivi in dotazione sperimentale per 3 mesi a Padova. 10 gli agenti formati all'utilizzo, che devono seguire rigide procedure d'avvertimento prima che l'arma venga utilizzata. Credo che il nostro Dipartimento ha fatto uno studio approfondito, ha anche nelle modalità e procedure da un lato stabilito un addestramento estremamente di alto profilo professionale nei confronti di chi userà questo taser, addestrandolo non solo alla gestualità ma anche a una serie di procedure che precedono l'utilizzo, quindi una capacità di stare ad una certa distanza, una capacità di fare delle operazioni preliminari che mettono il soggetto che si pone in una forma antagonista nei nostri confronti, che stiamo per utilizzare il taser, mostrando delle scariche dimostrative, cioè creare un quadro, una situazione tale che noi abbiamo posto ogni attenzione, abbiamo informato chi vuole farci del male che stiamo per utilizzare quell'arma. Guarda che non sto ancora scherzando, guarda che hai dei puntatori laser. Se non vengono rispettati gli avvisi, l'operatore può sparare la scarica. Che attraverso una delle cartucce espelle 2 dardi attaccati a dei fili. L'utilizzo, anche solo in via sperimentale, del taser ha suscitato molte polemiche, soprattutto se usato in maniera scorretta. Polemiche che il questore ha subito voluto stoppare. Ci troviamo in una condizione di poter dire con molta tranquillità che alcuni utilizzi che non appartengono allo Stato italiano, di cui si parla o di cui si apprende dalla stampa, ragionevolmente non credo che possano né preoccupare chi ha rispetto delle norme e di una divisa, né preoccupare il personale, che questo per noi è molto importante, perché il personale è sereno e deve continuare a stare sereno, il personale non deve correre alcuna responsabilità, perché la sproporzione della difesa e l'offesa è, secondo me, fugata da un corretto addestramento che queste persone hanno avuto. Il dramma di Genova sarà nei nostri cuori un monito indelebile e angoscioso. Aveva scelto il silenzio fino ad adesso Gilberto Benetton dopo il dramma del Ponte Morandi, numero 1 di Atlantia, che sapete controlla autostrade. Parla dalle colonne del Corriere della Sera a 3 settimane dal dramma. Parla per la prima volta da quel 14 agosto che ha sconvolto l'Italia. Il dramma del crollo del Ponte Morandi a Genova e lo shock che ha investito anche la nostra terra, patria della famiglia Benetton, a capo di Atlantia, azionista con il 30% di autostrade. Quello che è successo per noi rimarrà un monito indelebile, terribile e per sempre angoscioso nei cuori, dice Gilberto Benetton dalle colonne del Corriere della Sera. Totale volontà di collaborazione con le istituzioni e le autorità ora impegnate nella ricerca della verità, aggiunge, il che significa trasparenza e completa assunzione delle eventuali responsabilità. È un Benetton profondamente colpito a raccontare quelle ore e i giorni immediatamente successivi. Quel silenzio subito dopo il dramma, dalle nostre parti, è considerato un segno di rispetto, dice. Preferisce non entrare nel dibattito ormai politico sull'intenzione di ritirare tutte le concessioni. Ricorda i 10 miliardi di investimenti in 10 anni sulla rete autostradale e il fatto che la società sia ormai player internazionale. Gilberto Benetton respinge però la definizione del vice premier Di Maio di rappresentare i prenditori italiani, non gli imprenditori. Ricorda il rischio corso dalle aziende negli investimenti, la crescita negli anni dopo le difficoltà di costruire una cordata che rilevasse le concessioni e il fatto che le condizioni economiche delle concessioni stesse, a dire il vero, siano molto simili a quelle degli operatori in tutto il resto del mondo. Intanto sono 20 gli indagati per il crollo del Morandi. Il ministro Toninelli svela le pressioni ricevute cui aveva fatto riferimento nei giorni scorsi. Sarebbero opera dell'Associazione dei concessionari d'Italia, ma i tempi non corrispondono. Ci fermiamo per qualche istante, poi quel che è successo in un bar a Venezia con parole pesantissime. Torniamo in diretta al telegiornale del Veneto. Non voglio finocchi nel mio negozio, si sarebbe sentito rispondere così da un negoziante, un giovane che ha raccontato la vicenda su Facebook scatenando il dibattito sui social. Il ragazzo ha raccontato di essere entrato nel negozio di un artigiano in Strada Nuova per dare un'occhiata agli oggetti venduti. Alla domanda "i pezzi sono prodotti qui a Venezia?", il proprietario avrebbe risposto prima in modo scortese e poi continuando con la frase "di clienti finocchi non ne voglio dentro al mio negozio". A quel punto il ragazzo sarebbe stato spinto fuori e la porta chiusa. Il giovane ha sporto denuncia anche ai carabinieri per quanto successo. Il titolare della bottega negherebbe invece di aver detto una simile frase al ragazzo, specificando di averlo allontanato perché aveva del lavoro da fare e non voleva essere disturbato.
Ora a Padova, in lutto nel mondo della cultura, della musica, è scomparso il maestro Claudio Scimone. Appena pochi giorni fa aveva diretto i Solisti Veneti a Bressanone. Il 14 settembre era previsto un altro concerto nella chiesa di Santa Caterina di Padova, ma quello del 2 settembre rimarrà la sua ultima esibizione pubblica. Il maestro Claudio Scimone è scomparso la notte tra il 5 e il 6 settembre nella sua Padova, a causa probabilmente di complicazioni respiratorie. Questa estate una rovinosa caduta gli aveva procurato la rottura di alcune costole. Scimone aveva 83 anni. Nel 1959 aveva fondato a Padova l'orchestra da camera I Solisti Veneti, protagonisti di oltre 6.000 concerti in tutto il mondo, con un repertorio che spaziava dal 1500 alla contemporaneità, passando per il Settecento veneto. Nel corso della sua lunga carriera Scimone ha inciso quasi 400 titoli con le più importanti orchestre e con i più importanti interpreti. È stato direttore del Conservatorio Pollini di Padova per 27 anni ed ha insegnato esercitazioni orchestrali al Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia. Innumerevoli premi e i riconoscimenti conseguiti, dal Grammy Award di Los Angeles al Grand Prix du Disque di Parigi fino al titolo di Cavaliere di Gran Croce Ordine al Merito con la medaglia d'oro al merito per l'arte e la cultura da parte del Presidente della Repubblica. L'Università di Padova gli conferì la laurea honoris causa in giurisprudenza. Al via Talent for Food, una sorta di gara enogastronomica tra i food blogger italiani a colpi di piatti creati con i prodotti tipici veneti. Ce ne sono i famosi, magari non come Chiara Ferragni che si occupa d'altro, ma vediamo. Utilizzare i più moderni mezzi di comunicazione e marketing per far conoscere i prodotti dell'enogastronomia veneta al di fuori dei confini regionali. E quale modo migliore se non far elaborare verdure, farine, formaggi e salumi dai food blogger delle regioni italiane. Eccellenze venete riviste e rielaborate in un piatto pugliese o magari ligure. Questo è l'obiettivo della seconda edizione di Talent for Food, un contest che coinvolge una ventina di aziende padovane e trevigiane pronte a consegnare i loro prodotti in un mystery box che verrà consegnato nelle mani di alcuni blogger selezionati che parteciperanno al talent. Con il paniere a disposizione dovranno creare piatti non solo buoni ma anche originali, postando poi foto o video sul web. La giuria selezionerà le migliori 3 ricette che il 23 novembre si sfideranno in una prova finale di cooking. L'agroalimentare è per sua natura un mondo che si rivolge al palato, agli occhi, al naso, ai 5 sensi delle persone, e quindi direi che i food blogger oggi rappresentano un'enfatizzazione di quella che è la qualità del prodotto, perché prendono il prodotto, lo trasformano, lo creano in meravigliose immagini, meravigliosi filmati. Fare cultura enogastronomica rivolgendosi al consumatore. L'interesse nostro come imprenditori è quello di comunicare quale può essere l'utilizzo migliore di prodotti tradizionali del nostro territorio, ma con ricette che possono essere ricette anche del sud Italia, della Lombardia o della Val d'Aosta. Ecco. Novità di quest'anno l'abbinamento dei piatti a delle bevande che non saranno necessariamente vini ma anche birre, distillati o bibite alcoliche. Abbinarli a delle ricette che sono per noi ignote perché saranno create da questa platea molto estesa, internazionale, che farà delle combinazioni sicuramente originali. In attesa di ricevere le creazioni dei food blogger in giro per lo stivale, Assindustria Veneto Centro guarda già l'edizione del prossimo anno, quando il paniere veneto potrebbe varcare i confini italiani. Il prossimo anno avremo un'idea, quello di andare anche al di fuori del territorio italiano, quindi non dico nei paesi tanto lontani, ma anche nei paesi limitrofi come la Svizzera, l'Austria, la Francia e la Spagna. E ora la storia di un 35enne che dalla nascita a causa di un trauma non poteva sorridere. Grazie a un delicato e innovativo intervento chirurgico, i medici del Cafoncello a Treviso gli hanno donato questo sorriso. Sorridere, un gesto che diamo per scontato, che a volte dimentichiamo persino di fare, talmente assorbiti dalla frenesia della quotidianità. Poi c'è chi, da quando è nato, non è mai riuscito ad inarcare le labbra, dando vita a questa espressione del volto. È quanto accaduto ad un 35enne che fino a ieri non ha mai potuto sorridere a causa di un trauma da parto che gli aveva prodotto un deficit irreversibile del nervo facciale.
Poi, grazie ad una delicata operazione eseguita dai medici dell'unità di chirurgia plastica e ricostruttiva del Cafoncello di Treviso, diretta dal dottor Giorgio Berna, per l'uomo è iniziata una nuova vita. L'intervento è durato 8 ore, 5 chirurghi contemporaneamente hanno portato a termine un trapianto di muscolo gracile innervato, un'operazione eseguita in pochissimi altri centri nazionali ed europei. Al paziente, ha spiegato il primario Giorgio Berna, è stato prelevato un muscolo dalla coscia ed è stato trasferito con tecnica microchirurgica ai vasi del volto, ad un nervo precedente prelevato dalla gamba e portato a ponte sopra il labbro per condurre l'impulso nervoso dalla parte sana destra alla parte malata. Al termine dell'intervento, ha continuato, il muscolo neotrapiantato ha cominciato a contrarsi, dando nuova vita alla parte del volto rimasta per 35 anni senza espressione. Berna ha anche sottolineato che nei pazienti con questo tipo di lesioni le conseguenze psicologiche sulla vita di relazione sono molto gravi, così come quelle sulla funzionalità oculare o su quella necessaria per bere o mangiare. Da 4 anni nell'ospedale trevigiano c'è un gruppo di medici dedicati a questa patologia. Tornare a sorridere è anche il nome di un gruppo di mutuo aiuto che si è costituito in collaborazione con il reparto per sostenere le persone affette da deficit del nervo facciale, sensibilizzare l'opinione pubblica e divulgare le conoscenze sulla patologia. Ora anche questo 35enne davanti ad una scena divertente o durante una festa in famiglia potrà sorridere. Charlie Chaplin diceva che un giorno senza sorriso è un giorno perso. Auguriamo al nostro amico, ha concluso il dottor Berna, di recuperare al più presto tutto il tempo perso. Bene, ride poco però oggi la Lega, lo sapete, ne parliamo a 20:10 questa sera per la questione dei 49 milioni ancora sotto sequestro come confermato dalla sentenza. Luciano Sandonà, consigliere regionale della Lega, insieme a lui Stefano Pelloni, consigliere comunale del PD a Treviso. Adesso è tutto, resta il tempo delle previsioni meteo per le prossime ore. Grazie, buona serata. Ben ritrovati al meteo. Perturbazione atlantica, condizioni di maltempo sul nostro paese, ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto un fronte perturbato impatta contro la nostra regione. Sin dal mattino e per tutto l'arco della giornata sarà infatti molto instabile, con piogge e temporali piuttosto diffusi, localmente anche forti. Fenomeni in attenuazione comunque entro la nottata. Temperature minime tra 16 e 20 gradi. Massime comprese invece tra 19 e 25 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità, anche sulla nostra regione il tempo sarà compromesso, con precipitazioni temporalesche diffuse un po' ovunque e localmente anche di moderata intensità. Andrà via via migliorando durante le ore notturne. Temperature minime tra 18 e 19 gradi. Massime oscillanti invece tra 21 e 23 gradi circa. Infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, la perturbazione non risparmierà nemmeno la nostra regione, dove avremo temporali diffusi per tutta la giornata e localmente anche forti, ma anche in questo caso migliorerà entro le ore notturne. Temperature minime tra 15 e 17 gradi. Valori massimi compresi invece tra 21 e 24 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.